Sandonà, Fossalta e Noventa di Piave ancora una volta sono state teatro di un grande evento pallavolistico. Parliamo delle finali nazionali di Under 18 femminile, manifestazione alla quale hanno preso parte 12 formazioni, fra le quali le venete Sandonà, padrona di casa, e Pool Volley. In palio lo scudetto di categoria conteso nella finalissima di domenica 12 giugno fra Sandonà e Villa Cortese Orago. Ed il campo veneziano ha portato nuovamente bene alle lombarde che 2 anni fa avevano vinto qui lo scudetto di Under 16 e che ora, imponendosi per 3-0, hanno portato a casa anche il titolo di Under 18. Sono venuti i brividi a tutte, quelle che hanno vinto 2 anni fa qua. Ci porta bene Sandonà, speriamo anche l'anno prossimo di venire qua. Quando siamo venute qua 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto Under 16, però invece quest'anno lo scudetto Under 18. La squadra è la stessa, c'è qualche giocatrice in più di un anno più grande, però più o meno siamo sempre noi. Noi già 2 anni fa avevamo vinto un titolo Under 16 qua. E praticamente sono quasi tutte le stesse ragazze di 2 anni fa che si sono ripetute quest'anno nell'Under 16 e di nuovo nell'Under 18. È stata... Non l'abbiamo sentita, infatti molte dicevano che sembra di essere appena arrivate, perché è stato bello, intenso, emozionante, come sempre. Ed il fatto di non aver mai sentito la pressione di una finale scudetto ha reso vita facile alle vincitrici, contro le quali Sandonà, seconda classificata, non è riuscita ad entrare in partita. Ero abbastanza sicuro che ce la potessimo arrivare, diciamo, alla fase finale. Ecco, dopo non so con chi e non sapevo ovviamente come, però ero convinto che saremmo arrivati, perché la squadra comunque aveva risposto sempre abbastanza bene in tutte le situazioni e ci siamo arrivati anche abbastanza in forma fisicamente. Per le atlete la sconfitta è stata più dura da digerire, tenendo conto che forse qualcosa di più si poteva fare. Abbiamo perso in finale, peccato, non abbiamo dato sicuramente il massimo. La squadra di là era molto forte, però potevamo sicuramente far di più, ma è andata così e comunque un secondo posto nazionale, ci saranno squadre che pagherebbero per essere al posto nostro. Con questa finale scudetto termina per molte ragazze la trafila giovanile a Sandonà, un'esperienza sicuramente impegnativa ma in continua ascesa considerando le soddisfazioni raccolte. È un'esperienza comunque sempre in salita, tra alti e bassi, perché comunque passi un momento della tua vita difficile tra scuola e varie cose che comunque ti segnano l'adolescenza. E comunque però è tutto in salita, è tutto con un gruppo fantastico e siamo molto unite. Penso che queste ragazze hanno una storia ampiamente positiva di risultati, perché terzi posti, secondi posti, che ovviamente non sono i primi, però comunque siamo sempre lì al vertice, ecco, da parecchi anni. E se pensi che quest'anno la società era quasi morta e ci davano quasi morti, e a vedere i risultati che abbiamo ottenuto penso che ci sia da essere ampiamente soddisfatti. Medaglia di bronzo ad Asti, Casalde Pazzi al 4° posto e via via tutte le altre, con la Pool Volley di Padova, altra veneta in finale, capace di conquistare un onorevole 7° posto. Ci siamo posti un obiettivo che era quello di entrare entro i primo 8 e siamo arrivati 7º, per cui abbiamo centrato l'obiettivo. Abbiamo un po' di rammarico, mi siamo arrivati con le ragazze fisicamente non a posto al 1000, una l'abbiamo dovuta lasciare a casa appena partiti. Poi qualche infortunio di troppo, però insomma non ci possiamo lamentare. Ovviamente ci sono squadre molto più preparate di noi, ma noi abbiamo dato il massimo, sempre dato il massimo, e diciamo che questo 7° posto, anche se un po' così ci aspettavamo un po' di più, ce lo siamo comunque meritate benissimo. Il fatto di aver avuto innanzitutto 2 venete che si sono ben qualificate, soprattutto la GS Sandonà che si è qualificata al 2° posto, è una bellissima soddisfazione, soprattutto per noi del comitato organizzatore di Venezia. Una bella manifestazione, complessivamente organizzata su begli impianti, grazie anche alle amministrazioni locali che ci hanno supportato dall'inizio alla fine, alle aziende sponsor. Sono contento perché è stata veramente una bellissima festa del pallavolo e un buonissimo livello di gioco. A livello organizzativo Sandonà, Noventa e Fossalta hanno dimostrato ancora una volta di essere più che all'altezza. 3 comuni uniti per e grazie alla pallavolo.
Da un punto di vista così sportivo ci troviamo molto spesso in sinergia, abbiamo ottime strutture recettive, palazzetti dello sport a livello, e viabilità ottima, per cui ci troviamo veramente ad essere una grande città in questo caso. L'impiantistica credo sia al top, credo bella questa organizzazione distribuita nel territorio, però un territorio contenuto nel giro di pochi chilometri, e ho sentito anche gli organizzatori delle varie realtà sportive che sono stati soddisfatti dell'accoglienza, dell'organizzazione e della qualità dei servizi che sono stati dati. Per me questo è motivo d'orgoglio e di piacere. Quando noi proponiamo di portare questi eventi, che sono eventi estremamente qualificanti per la pallavolo veneziana, ma soprattutto importanti dal punto di vista anche agonistico, abbiamo bisogno di ricevere i nostri atleti in impianti autorevoli, e i nostri impianti, a detta anche della commissione esecutiva in campo, sono impianti che sono all'altezza di questa finale. E a sentire i commenti dei diretti protagonisti delle finali, lo staff del Comitato Provinciale di Venezia deve aver svolto un ottimo lavoro. Belle strutture, già io lo conoscevo, come ho detto prima, 2 anni fa eravamo già qua. Belle strutture sia per quanto riguarda l'albergo, sia per quanto riguarda le palestre. Noi siamo rimasti sempre in questa palestra, però c'è un buon territorio. Siamo state molto bene, siamo trovati molto bene, le strutture che ci hanno accolto durante le partite erano sempre comodissime, anche vicino al nostro albergo dove ci trovavamo, e comunque devo dire che è un posto veramente bello, anche se tra una partita e l'altra non siamo riusciti a andare molto in giro. Abbiamo dimostrato che il Veneto può organizzare manifestazioni a livello nazionale in perfetta sicurezza, molte volte non ci viene riconosciuta, io dico guardino le televisioni, poi vedono come sono organizzate. Per il Veneto pallavolistico, quella del veneziano è stata la seconda finale nazionale organizzata nel 2011, dopo quella di Padova, in cui è stato assegnato lo scudetto di Under 14 maschile. Quest'anno penso che abbiamo fatto grandi cose, 2 finali nazionali, sono 2 manifestazioni importanti per tutto il nostro movimento. Oggi ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma con questa finale che è stata bellissima e credo che porti vigore al nostro movimento veneto. È stata una manifestazione corale, voglio ricordarlo perché la partecipazione di tantissimi dirigenti, appassionati soprattutto, che seguono giorno e notte le squadre, i campi, supportare le squadre, supportare gli arbitri, tutto qua. Vuol dire che c'è una grandissima passione, una grandissima voglia di pallavolo, e quando vengono a Venezia siamo sempre sicuri di ospitarli al massimo.